Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, un confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri, in 6 al via, 1 Fiorella Jet, 2 Fangio Cor, 3 Flica, 4 Freccia Laxmi, 5 Fandango Luis, 6 Flash NP, favori netti per Fangio Cor in chiusura, anche se salito. Flash NP, Freccia Laxmi e Fandango Luis gli avversari. Macchina che stacca con Fangio Cor veloce, parte svelta anche Flica che cerca di accodarsi, e veloce anche Freccia Laxmi che però rimane confinata all'esterno e va subito a cercare di farsi spazio in scia a Fangio Cor, operazione che non riesce perché Flica serra sotto, così Freccia Laxmi deve adeguarsi in terza posizione. Ripiega infatti dopo 300 metri nella scia di Flica, davanti Fangio Cor che dopo i primi 200 in 14 netti completa il quarto in 29. Seconda posizione per Flica, in terza Freccia Laxmi, poi Fandango Luis. Cavalli che completano i primi 600 metri di gara, già in fase di decelerazione, in 45, un 16 ora, 14, 15, 16, i 3 parziali, le prime 3 frazioni di gara, e ora può tranquillamente arrivare agli 800 in 59,7, anche se è tornato ad accelerare Fangio Cor, che ha sempre in schiena Flica. Poi in terza posizione Freccia Laxmi, mentre all'esterno prova a farsi luce Flash NP. Flash NP va a coprire Fangio Cor a 500 dall'arrivo, a contatto Flica, poi Freccia Laxmi, che però è sopravanzata. 400 scarsi alla conclusione, con duello che si intensifica fra Fangio Cor e Flash NP, che insiste al suo esterno, attacca a 200 dalla conclusione, copre completamente Fangio Cor che prova a ribattere, ma Flash NP sta passando e a 100 dalla conclusione in grado di travolgere l'avversaria per vincere nettamente, mentre per il secondo posto all'interno è Flica che piega a sua volta Fangio Cor, poi Fiorella Jet. 1,13 netto il ragguaglio conclusivo, con 28,3 di là, 29,3 a chiudere. Flash NP, Andrea Farolfi in sediolo per conto di Augusto Borghetti, del signor Nicola Pisacane. Andiamo a rivedere il bel primo piano meritato da parte di Flash NP, che travolge Fangio Cor, alla fine battuto anche da Flica. Andiamo a rivedere le immagini, che all'interno trova lo spazio per piegare il compagno d'allenamento.